adesso inizia l'iter alla Camera, si ricomincia da capo perché non è una legge costituzionale e ci saranno tempi anche lì credo abbastanza lunghi e io non credo che verrà approvata prima delle elezioni europee, se verrà approvata. Partito Democratico contro la riforma sull'autonomia differenziata approvata al Senato, tra l'ipotesi della richiesta di un referendum abrogativo e accuse a Fratelli d'Italia e Lega di baratto tra autonomia e premierato, così come afferma il segretario del PD Veneto, il disegno di legge è una scatola vuota. Che dice che ci vogliono i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, cosa che abbiamo chiesto e ottenuto noi, che però questi per essere definiti devono avere anche i necessari finanziamenti. Questi finanziamenti non ci sono e quindi questa autonomia è inapplicabile. Secondo il PD un cammino dunque lungo, che porterà alla fine ad un nulla di fatto. La Lega la propaganda come una cosa che si farà e Fratelli d'Italia dice no, non si farà perché tanto l'abbiamo provata ma le risorse non ci sono. È un bluff, diciamo un bluff di una certa portata.